Lei lo renderebbe obbligatorio il vaccino? Intanto lo renderei obbligatorio sicuramente per i sanitari com'è e anche per il personale scolastico, perché non possiamo dire la scuola è importante, a ottobre, a settembre vogliamo tornare a scuola in sicurezza e poi non applicare, trattandosi di dipendenti pubblici, lo stesso trattamento agli operatori del mondo della scuola e a quello del mondo sanitario. E noi dobbiamo dare dei messaggi chiari ai cittadini. L'obbligo vaccinale esiste già per 12 vaccini in questo Paese. Tra l'altro abbiamo dovuto istituirlo con legge dello Stato proprio nell'ultima legislatura perché c'era una regione in Italia che aveva tolto l'obbligo dei vaccini. Indovini che regione era? La regione del Veneto. Lo so. E perché poi abbiamo dovuto fare marcia indietro? Perché quando Zaia ha tolto l'obbligo per i 12 vaccini, l'obbligo vaccinale, in Veneto c'è stata un'impennata di Novax e un ritorno di alcune patologie che pensavamo sconfitte definitivamente dal vaccino. Questo perché? Perché la prevenzione vaccinale è fondamentale e essendoci già l'obbligo vaccinale per una serie di malattie, questa cosa non è in contrasto con la Costituzione, ci sono stati diversi pronunciamenti della Corte perché prima del diritto alla socialità, prima del diritto di andarsi a bere un caffè al bar, c'è il diritto alla salute, anch'esso diritto inviolabile sancito dalla Costituzione. Quindi non giochiamo con i principi costituzionali e stiamo sul terreno politico, perché la discussione obbligatorietà o meno, Green Pass o meno, non è una questione tra chi rispetta di più il dettato costituzionale e chi meno, è una questione di consenso, è quello che diceva lei prima. E l'abbiamo visto nella prima fase della pandemia in questo Paese, dove allora la Lega era insieme a Fratelli d'Italia in opposizione al governo e hanno fatto le barricate, mentre il governo aveva centinaia di migliaia di morti sulla testa, hanno fatto le barricate per riaprire, riaperture subito, basta chiusure, chi se ne frega del virus, e noi abbiamo dovuto reggere la responsabilità di scelte indiscutibilmente impopolari. Perché quando io obbligo per legge un ristorante, un albergo, una piscina, un'attività commerciale a restare chiusa, difficilmente quello lì mi rivota. Il problema è che chi è al governo, io speravo che l'ingresso della Lega al governo facesse fare a questa forza politica un salto in termini di responsabilità. E invece questo non sta avvenendo. Quando sei al governo tu devi garantire la salute dei cittadini prima di tutto, prima di tutto. Allora, mettiamoci d'accordo, non possiamo fare la forza di lotta e di governo contemporaneamente. Il tempo delle decisioni scomode ma necessarie non è finito. L'obbligatorietà del Green Pass è un giusto compromesso, non è il lockdown, lo vogliamo evitare il lockdown o vogliamo tornare lì? Lo vogliamo evitare altre chiusure o vogliamo tornare lì? In Veneto ci sono 260.000 dosi di vaccino pronte e nessuno se le va a fare. Su questo dobbiamo fare una riflessione. Allora, a quel 52% di popolazione del Veneto che ancora non si è vaccinata, vogliamo spiegare che è fondamentale vaccinarsi e che se non lo fa non può andare in vacanza, non può andare in gita, non può andare in discoteca e non può andare nei ristoranti? È un incentivo alla vaccinazione, che è l'unica arma che oggi noi abbiamo vera per combattere il Covid.